Il giorno del dolore, delle lacrime e dei tanti perché. Cos'è accaduto sulla via Don Quixote nel versante bellunese della Marmolada? Sono precipitati per cause ancora da accertare durante una scalata. Filippo e Francesco avevano in comune sia l'amore e la passione per la montagna che il lavoro nella stessa azienda, la Scarpa di Asolo. Esperti alpinisti periodicamente si davano appuntamento per raggiungere un'altra vetta. Il sorriso nelle foto, i sogni, tutto si è infranto in quel maledetto giorno. Cos'è accaduto? Nessuno riesce a spiegarselo, nemmeno i familiari chiusi in un dolore immenso. I corpi di Filippo Zanin, 36 anni, e Francesco Favilli, 44, sono stati individuati alla base della parete dall'elicottero Falco 2. Lo shock della comunità dove i due alpinisti vivevano, poca voglia di parlare, i vicini scuotono la testa e si stringono al dolore dei familiari. L'addio a Filippo, papà di una bimba di 2 anni, sarà sabato 7 alle 10 nella chiesa arcipetrale di Fonte Alto. Il sindaco di Fonte ha incontrato i genitori del 36enne. Che rinnovo le condoglianze a tutta la famiglia, a nome dell'amministrazione, di tutta la comunità di Fonte, che in questo momento so essere vicina. È un lutto pesante per la nostra comunità perché era un ragazzo solare, era un amico di tante persone, di tutti, aveva sempre il sorriso, quindi Filippo voglio ricordarlo così. Sindaco e amministrazione saranno presenti per l'ultimo saluto a Filippo. Gli staremo vicino per quello che si può fare in questi momenti, insomma. Francesco viveva dal 2022 nel comune di Maser, ma era originario di Pordenone. Lascia 2 figlie di 8 e 6 anni che vivono con la madre nel veneziano. Nei paesi regna il silenzio, ma rimangono quelle immagini dell'elicottero che perlustra la montagna ed il rombo di Falco 2 che squarcerà per sempre le speranze dei familiari. Filippo e Francesco erano lì, privi di vita, ai piedi di quella montagna immensa che tanto amavano.